Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati a Segnalibro. Ci piace segnalarvi questa tendenza che riscontriamo man mano che il tempo passa, ed è quella di legare sempre di più le biblioteche, il sapere, la cultura al turismo. Le biblioteche infatti non sono più considerate luoghi polverosi, luoghi in cui andare solo per trovare vecchi manoscritti, per soffermarsi a studiare. Certo, è anche quello, ma le biblioteche diventano sempre di più luoghi belli, luoghi da visitare per i turisti, luoghi da scoprire e riscoprire, quindi luoghi per valorizzare città, per valorizzare regioni, luoghi per valorizzare il paese, quindi luoghi da salvaguardare sempre di più. Napoli insegna. La Biblioteca dei Girolamini di Napoli è aperta al pubblico dal 1586. È la seconda più antica d'Italia. Questo posto, insomma, di struggente bellezza, è uno delle perle nel centro storico di Napoli. È sorto di fronte al Duomo per volontà anche del papato, proprio per aiutare i bambini nella vita, nella didattica, toglierli dalla strada, dalla miseria. Ci troviamo adesso nella Sala Vico, dedicata al filosofo Giambattista Vico, che ha vissuto in questo posto, ha studiato, ha lavorato, ha collaborato con i padri oratoriani. È intitolata a Vico perché lui ha contribuito a far acquistare ai padri oratoriani la collezione del giurista Valletta, e, come era costume in quel periodo, era un collezionista d'arte. Quindi noi qua vediamo, oltre che libri, manoscritti, codici e altre cose, vediamo anche una collezione antiquaria, cioè questi vasi che ci circondano sono dei vasi di interesse archeologico di epoca IV-III secolo avanti Cristo, fanno parte della collezione della biblioteca. E i piccoli luoghi hanno sempre più voce attraverso gli autori, scrittori calabresi. Questo è un periodo particolarmente fiorente per la scrittura e gli autori calabresi. Come ogni settimana noi vi segnaliamo le uscite, quindi le nuove opere legate a scrittori del territorio. Cominciamo da Anna Laura Cittadino e il suo racconto lungo, Screaming, come riconoscere un opportunista delle regole rivolte soprattutto alle donne. Screaming, come riconoscere un opportunista e tenersi alla larga, è edito dalla Chimeric. In questo libro ho inserito 6 regole per riconoscere questi personaggi, e lo faccio attraverso la voce di Francesca, questa donna tenace, determinata sul lavoro, che vuole in ogni modo conquistare una posizione sociale, economica e lavorativa invidiabile, e ci riesce nel giro di pochi anni. Francesca vive una vita tranquilla fino a quando, convinta da alcuni suoi amici, entra a far parte di una compagnia teatrale amatoriale. E lì conosce Hop, un direttore artistico che fin da subito le dichiara amore. Francesca inizierà a vivere una relazione, ma una relazione malata, una relazione tossica per lei con questa persona. Francesca è la voce di tante donne che vivono una situazione di violenza psicologica. Attraverso queste pagine si svela e si racconta
è un dramma che in tante vivono, ma pochissime hanno il coraggio poi di denunciare. Lo scoprirete appunto leggendo Screaming in queste pagine. Questo libro ha la prefazione di un noto criminologo che è Fabio Delicato, nonché presidente dell'associazione Crimini Seriali. E nella copertina, la copertina è di Rosso Zero di Antonello Marino. Furono tantissime le liti tra di noi e non riuscivo mai a tagliare di netto e troncare quella relazione. Si litigava e si ritornava a fare pace. Una volta mi disse che se non fosse stato per il suo cane, che lo aveva tirato per i pantaloni, lui si sarebbe gettato nel mare per suicidarsi. La cosa triste di tutto ciò era che io, come una stupida, gli credevo. Aveva su di me un potere di persuasione che rasentava l'assurdo. Per andare d'accordo con lui non dovevo mai contraddirlo, guai a fargli dei rimproveri. Amava essere adulato e l'esaltazione del suo ego andava a 1000 sul social quando riceveva complimenti e like per l'attività di direttore artistico che svolgeva. Spesso si prendeva meriti che non aveva, ma nessuno osava contraddirlo. Non so cosa mi tenesse legata a quell'uomo che sapevo bene fosse un bugiardo e che intratteneva anche altri contatti telefonici e via chat con altre donne, dove recitava a tutte lo stesso copione. E c'è forse una scrittura maschile, una scrittura femminile, di certo il secondo autore di questo appuntamento, che è Tommaso Orsi-Marsi, con il suo Cielo di piombo, ci riporta in uno dei periodi molto bui dell'Italia, ossia gli anni di piombo, gli anni del terrorismo. Lo fa attraverso la ricostruzione sapiente di una storia che mette insieme la grande città, in questo caso Torino, e il piccolo borgo San Sosti, in cui il protagonista vive e racconta la sua storia. Cielo di piombo è pubblicato dalla Pellegrini e narra la storia di Vincenzo, un ex guardia di pubblica sicurezza che dopo essere stato ferito a Torino torna in Calabria nella sua Artemisia, l'antica San Sosti, e da qui lo fa in un momento particolare, il 16 marzo del 78, e da qui lui segue tutti gli eventi del rapimento Moro e del suo epilogo. Ha la possibilità in questo piccolo paese anche di interrogarsi su quelle che sono state le motivazioni che hanno portato l'Italia, diciamo, a questi anni bui della democrazia, e ha la possibilità anche di vedere le riforme, tra le quali la riforma della sua polizia con la legge 121 dell'81, la riforma della giustizia, e poi succede un qualcosa di particolare. Lui, che dalla grande città torna nella piccola comunità, si rende conto che anche nella piccola comunità l'Italia si sta avviando verso le regole della società, le mode della società, però nella San Sosti lui non vede l'abbandono delle regole della comunità, quindi delle tradizioni, e in questo trova appunto una terza strada. Nel salotto il televisore trasmetteva le immagini di un fatto gravissimo. «Hanno rapito Moro!» «Moro?» risposi frastornato. «Il presidente della Democrazia Cristiana!» Marco fece segno di sì. Un amico lo aveva chiamato per fargli accendere il televisore sull'edizione straordinaria. Tutto era avvenuto poco dopo che eravamo arrivati ad Artemisia da Belvedere. Mi venne allora spontaneo mettermi le mani tra i capelli, chiedendo cosa c'era d'altro. Presagivo che la cosa non era avvenuta indolore. Con un filo di voce Marco rispose: «Sono 4, tutti morti. Un altro l'hanno portato in ospedale in condizioni disperate. Volevo essere il primo a dirtelo». Incominciai a tremare e mi lasciai cadere sopra una delle poltrone del salotto. Seguimmo insieme quell'edizione straordinaria del secondo canale Rai e quando sentii il nome di uno dei ragazzi della scorta caduto nell'agguato urlai un secco «No, non è possibile!». Tenendomi una mano sulla bocca, scuotevo la testa chiedendomi
Perché? Cosa stava succedendo? E poi parliamo della poesia, la grande poesia del poeta più amato al mondo, Dante Alighieri, che diventa moderna attraverso uno dei più grandi artisti italiani, che è Roberto Benigni. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pietà. E quale quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio ch'ancor fuggiva si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il piè fermo sempre era al più basso, ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggiera e presta molto, che di pel macolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montavan su con quelle stelle, che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sicch'a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la test'alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura c'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. Come sempre in segnalibro non può mancare la classifica. Scivola al 10° posto questa settimana il saggio The Game di Alessandro Baricco, edito da Einaudi, pagine di un viaggio nell'era moderna attraverso oggetti diversi dal passato, strumenti di quella rivoluzione tecnologica che ha portato, sostiene l'autore, ad un'insurrezione mentale. I pionieri di Internet si aspettavano questo risultato? La risposta la troverete leggendo. 9° posto per il nuovo libro di Matteo Renzi, Un'altra strada, idee per l'Italia di domani, edito da Feltrinelli. Pagine in cui l'autore, con chiarezza e senza sconti, dà forma a una nuova narrazione dell'avvenire, fermamente convinto che se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno. 8° posto per Serotonina di Michel Houellebecq, edito dalla Nave di Teseo. Protagonista è un uomo che ha conosciuto la felicità e la fine della felicità. Il 46enne funzionario del Ministero dell'Agricoltura vive in un brutto appartamento a Parigi, un romanzo intriso di ironia amara. 7° posto per Conversazione su Tiresia di Andrea Camilleri, edito da Sellerio. Indossando i panni di Tiresia, Camilleri, con la potenza del mito e la forza della sua narrazione, conferma l'incrollabile passione per il teatro, la formidabile cultura e ci regala un'opera unica, preziosa.
Sesto posto per Rien ne va plus di Antonio Manzini, edito da Sellerio. Nuovo capitolo sul vicequestore Rocco Schiavone, alle prese con la scomparsa di un portavalori carico di 3 milioni di euro. La personalità del vicequestore cinico, ma con una umanità insospettabile, conquista i lettori. Quinto posto per Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore di Massimo Recalcati, edito da Feltrinelli. Le domande di sempre sull'amore: dura per sempre? Cosa accade quando una storia finisce? È possibile il perdono? Le risposte in 7 brevi lezioni. Massimo Recalcati scandaglia tutti questi interrogativi e offre ai suoi lettori i testi del programma televisivo Lessico amoroso. Scivola al quarto posto La ragazza della luna di Lucinda Riley, edito da Giunti. Quinto episodio della saga delle 7 sorelle, l'avventura di Tiggy a caccia delle sue origini, l'incontro con strani personaggi, scrittura incalzante in una contaminazione di storia e fantasy. Al terzo posto questa settimana L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, edito da Feltrinelli, un romanzo definito profondo e coraggioso sull'abbandono, che è il dolore più profondo con cui tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti, ma che può rivelarsi una grande occasione per ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Conquista il secondo posto il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, Le parole di Sara, edito da Rizzoli. L'amore, le conseguenze e 2 donne al centro della storia, Sara Morozzi e Teresa Pandolfi. Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute insieme, colleghe, amiche, avversarie leali presso una delle più segrete unità dei servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, mentre Teresa ha conquistato i vertici dell'unità. Una storia avvincente. Resta saldamente in testa Gianrico Carofiglio con La versione di Fenoglio, edito da Einaudi. Pagine in cui si narra dell'incontro fra un ragazzo e un anziano investigatore, un intreccio di racconti polizieschi e al tempo stesso un sorprendente manuale sull'arte dell'investigazione. Ci fermiamo qui anche per questa settimana. È tutto, grazie per essere rimasti con noi, grazie a Luca Chito, l'appuntamento è alla prossima settimana.